Allora, grazie a tutti per essere qua, benvenuti. Oggi presentiamo un primo incontro ufficiale della prima squadra femminile che è andata delle qualificazioni di Eurolega contro Stella Rossa Belgrado. Coach, la prima domanda la faccio io. Bilancio su questa pre-season, come arriviamo a questa sfida? Siamo, devo dire, molto curiosi di quello che ci aspetta, perché è davvero per tutti noi una pre-season completamente diversa da quello che ho avuto già esperienze precedenti, no? In pre-season del genere si iniziava l'1 il 2 agosto e adesso affrontiamo invece una partita di questo genere con credo 4 allenamenti con tutto il roster completo, quindi è una cosa davvero molto particolare e anche molto stimolante, perché se pensiamo che oggi, che in teoria è il giorno più importante, l'allenamento più importante per preparare una partita, non lo facciamo perché le ragazze sono andate a ritirare ovviamente un premio. Ripeto, è veramente strano affrontare partite così senza allenarsi in pratica. Che squadra è la Stella Rossa, almeno sulla carta? Allora, questa è un'altra cosa abbastanza divertente, nel senso che non esiste un video, non esiste niente su di loro, perché loro hanno blindato tutto, chiaramente società con esperienza su queste cose qui, quindi conosciamo le individualità delle giocatrici, ma nessuno ha mai visto la squadra giocare loro, quindi andiamo completamente alla cieca. Tornando alla sua Reglier, come sta vedendo il gruppo, in particolare le nuove, come si stanno integrando? Ma sono molto contento di quello che vedo. È un buon gruppo di persone, è un gruppo di ragazze anche, devo dire, che amano il gioco, sono molto serie, però non è tanto, secondo me, molto importante che il gruppo sia buono, nel senso che siano amiche o che siano brave persone. L'importante è che abbiano tutte lo stesso obiettivo, quello conta. In un gruppo ci si può anche picchiare in allenamento, non salutare, però l'obiettivo, se tutti hanno un obiettivo comune che è quello, è quella la cosa più importante. Quindi penso che lo sperimenteremo chiaramente in 2 giorni. Senti Andrea, l'unica partita in cui si è visto qualcosa, perché le altre erano scrimmage oppure è stata quella con gli inglesi a Jesolo. Sì. L'impressione è che per forza di cose in attacco c'è ancora qualche cosa da sistemare, mentre a sprazzi in difesa si è vista la vecchia squadra. Allora, diciamo che se dovessi dare, no, come le ragazze danno una autovalutazione di se stesse in un allenamento sempre, cioè tutto un lavoro che stiamo facendo molto molto importante con Francesco Cuzzolin, di miglioramento proprio anche organizzativo su questa cosa, e ognuno, diciamo, dà un po' un voto di che cosa si aspetta dall'allenamento, noi allenatori, e loro come l'hanno vissuto questo allenamento. Quindi se dovessi dare un voto sincero, io credo che a livello offensivo posso dire su 10, una scala di 10 siamo 5,5. 5,5. A livello offensivo, difensivo, perdonami, posso dire che ho visto cose intorno al 7. Quindi questa è veramente una cosa onesta. Ho fatto la fotografia giusta? Sì, io credo che sia così. Credo che sia molto molto più facile trovare anche delle regole difensive, perché sono minori, sono più basiche e sono dovute all'attenzione. L'attacco invece è proprio conoscenza reciproca e giocare insieme, quindi effettivamente è questo. Però ripeto, siamo abbastanza contenti del tipo di approccio e di mentalità che loro hanno. Di questo devo dire siamo contenti. Senti, anche per la scarsa conoscenza forzata della Stella Rossa, la gara d'andata è da più da impostare sul meno canestri da prendere? Allora, diciamo che intanto queste sono sempre partite dove la partita fuori casa è il primo tempo,
e questa è la cosa sicuramente così. È una cosa che è davvero ormai un po'... è una cosa vecchia questa cosa della differenza canestri, nemmeno più nel calcio esiste il quoziente gol, no? Fuori casa, esatto, il gol in trasferta, quelle cose così, cioè ormai davvero la pallacanestro secondo me non può essere giudicata con le differenze canestro. Tu faresti 2 su 3? Assolutamente, cioè è una cosa che non esiste un playoff, non esiste una finale, adesso abbiamo visto le finali degli europei, non esiste questa cosa, quindi secondo me è una cosa contro il gioco sbagliatissima, perché non è quello che poi succede durante l'anno, quindi per assurdo in questo format è molto meglio giocare la prima in casa, perché nella prima in casa gli altri non ti conoscono e puoi sorprenderli, è nettamente meglio che giocare la seconda in casa. Però ripeto, è un primo tempo a Belgrado e certamente non deve essere, o meglio, non potrà essere, o sarebbe meglio non fosse una bella partita, nel senso, cioè deve essere una partita brutta di gomitate, di rimbalzi, di attenzione, di poche perse, magari anche diminuire i possessi, cioè deve essere una partita dove tu stai molto, non è che puoi andare lì a giocare e dire ok, vado lì e tiro 25 triple, perché è una cosa che non ha senso, cioè, per il numero dei possessi, quindi se facciamo un fatto numerico è chiaro che meno possessi ci sono e più possibilità hai poi di giocare il secondo tempo. Senti, un'ultima cosa, conoscendo bene l'allenatrice, perché si conosce, hai un po' anche un'idea di come può impostare la partita tra le qualità individuali e il suo sistema di gioco? Sì, qualche idea ce l'hai, sono cose abbastanza, però chiaramente devi un po' vedere anche con le giocatrici che ha adesso come le sue idee tecniche si possano sposare, perché anch'io è ovvio che da allenatore ho sempre fatto alcune cose difensive, tipo il pressing a tutto campo, eccetera, però se in questa cosa come guardie ho voi due, e magari dovrò fare una zona invece che fare, capito? Ecco, mi spiego, anche io mi metto il terzo, ecco, nel gruppo, quindi bisognerà anche vedere il tipo di idee che lei di pallacanestro come si sposano con alcune delle ragazze. È chiaro che in particolare è ovvio che soprattutto Yvonne sappiamo che tipo di giocatrice è, questo mi sembra abbastanza evidente, poi bisogna vedere anche lei con le altre come gioca, ecco. Ecco, collegandomi a questo, le nuove che ti sono arrivate straniere, cosa ti stanno, le avute poche, ma cosa intravedi che ti stanno portando? Ma allora, chiaramente faccio fatica a dare un'opinione sincera su quanto riguarda Mavunga, che ha grande disponibilità, grande impegno, ma chiaramente ha fatto 3 allenamenti, quindi faccio un po' fatica a dirvi che cosa porta in questo momento, però vedendo anche quello che ha fatto negli anni, anche l'anno scorso a Valencia, che tipo di impatto ha, è una ragazza che ci porterà molta energia, molta intensità, capacità anche di ostacolare tiri vicino a canestro, e quindi una ragazza che offensivamente ha anche delle qualità, diciamo, buone, che possiamo anche migliorare e sviluppare. Questo è quello riguarda lei. Per quanto riguarda Holmes, devo dire che lei è arrivata chiaramente dopo il ritiro, no? E quindi la sua condizione fisica è chiaro una cosa da migliorare, ed è certamente però una delle giocatrici con il maggior talento che abbiamo in squadra, offensivo. Le altre 2 ragazze, Dadusova ha capacità di giocare a pallacanestro, abituata, anche l'anno scorso ha giocato Eurolega, sa che cosa deve fare, ha un'idea molto precisa del proprio ruolo, quindi diciamo si può inserire anche con le ragazze in punta di piedi con grande equilibrio.
e Ivana invece che è arrivata dal giorno 1, che si sta lavorando davvero in una maniera probabilmente anche un po' diversa rispetto a quello che lei era abituata negli anni. Sta rispondendo bene. La capacità nostra sarà un po' anche gestire in certi momenti i carichi di lavoro, perché il tipo di lavoro che, senza presunzione, però il tipo di lavoro che si fa qua, sia fisico che di ore in palestra, è un po' diverso rispetto a quello che molte delle ragazze sono abituate, ecco. Quindi l'abitudine a stare in campo anche 4 ore di fila, con i pesi anche 5 certe volte, è una cosa che presuppone grande forza mentale e abitudine a farlo, quando molte delle atlete sono abituate a stare in campo un paio d'ore, poi uscire eccetera. Invece magari qui, chiaramente essendo anche 2 squadre che si allenano nello stesso impianto, è ovvio che bisogna ottimizzare i tempi, quindi ho grande risposta a livello umano, ecco, questo da tutte e 4, questo è veramente una cosa molto buona.